Per esempio, a me preoccupa, disturba, quello che è l'aumento consistente anche nella nostra regione di fatti di sangue di carattere intrafamiliare. Cioè penso per esempio al tema del femminicidio, penso al tema delle violenze tra ex familiari, che sono temi sui quali ci sarebbe bisogno di risorse che, come diceva l'assessore prima, non sono soltanto risorse investigative di polizia, ma sono risorse di ascolto del territorio. Allora secondo me questo è un elemento che viene trascurato nella impostazione generale della prevenzione dei reati in un sistema sociale. Capito. Padrone, lei è d'accordo assolutamente su questa impostazione, no? A pieno. Faccio... no, cioè, mi pare che ha spostato un po' sì, è un po' spostato, ma ci arriviamo, ci arrivo subito. Volevo dire, mi è piaciuto l'intervento del consigliere Nonnino. C'è un piccolo neo c'è, perché il sindacalista lo trova, no? Entra nell'azienda, lo trova se vuole. Se lei ascolta il questore cosa vuole che le dica? Che la sua città è pericolosa? Non lo può dire, quindi è chiaro che se rapporta Udine a Napoli è sicura Udine, ma non è più così. Ho letto Udine, un suo intervento abbastanza particolare, entriamo perché altrimenti continuiamo perché lei dice che per esempio la questione dei risparmi deve avere un altro taglio, un'altra indicazione, e faceva proprio riferimento al colpo di teatro rispetto alla vendita delle auto blu. Ah, questo è un altro neo di questo grande governo. Allora, questo grande governo si è trovato delle autovetture con circa 150 chilometri, 150.000 chilometri, e ritiene che siano vecchie, perché non si può portare il ministro su un'auto vecchia, anche se è lavata. Allora cosa fa? La mette su eBay, pensando di ricavare milioni e milioni di euro, perché cosa si può ricavare su un'autovettura su eBay? Se la fosse portata al concessionario forse avrebbe ricavato qualcosa di più, tant'è che una Tesi se l'ha venduta a 13.000 euro, quindi per chi l'ha comprata è un affarone. Cosa dovevano fare allora? Non sarebbe stato meglio, visto che erano 100, quante sono le province in Italia, vediamo quante questure ne arrivava, quasi una testa, forse anche qualcosa, due a testa, mentre noi siamo con le autovetture in garage perché non ci sono i soldi per aggiustarle, mentre noi dobbiamo andare a prendere le auto in affitto perché non abbiamo i pacchetti, quindi non si possono aggiustare, quindi le auto ferme però si vendono su eBay. Avrebbe fatto meglio questo Renzi, invece di metterle lì, offrirle alle forze dell'ordine, che sono quello che lo portano in giro, perché i primi giorni avete visto Renzi che andava via con la 146 bianca, con tra l'altro la scritta del concessionario che gliel'aveva data. Oggi gira con la scorta, ma è giusto che giri lui con la scorta, però si è già abituato. Mi permette di dire una cosa al consigliere delle ci fermiamo un attimo, sì. Quella bella operazione che hanno fatto i carabinieri, insomma, io la conosco, però bisogna anche sapere che queste persone, i carabinieri, fanno parte delle forze dell'ordine, addirittura quando sono fuori, visto la riduzione e i tagli sulle ore straordinarie, si devono pagare loro il paninetto, si devono pagare loro la benzina e devono stare lì apposta per fare un accertamento, che poi qual è il risultato, direttore? Che dopo 2 giorni è fuori un'altra volta. Vabbè, facciamo un attimo di pausa. Non è proprio accaduto. Prego. Nel caso specifico non è accaduto. Ma è così. Ma è così, nel caso guardi, specifico non è nel caso accaduto specifico questo. io le posso dire una cosa, la condizione attuale, le norme attuali, la legge attuale, siccome qualcuno, lei parlava, mi pare di aver capito che è più la condizione familiare, la situazione che si possono, benissimo, questo è vero, allora mi deve spiegare perché il Tribunale l'altro giorno, noi siamo intervenuti rischiando la vita, i colleghi hanno rischiato la vita perché c'era uno che brandellava un'accetta, correva dietro la madre in giardino, ferita, tutto quanto. L'abbiamo preso, impacchettato, arrestato, portato in tribunale, il tribunale sa cosa fa dopo 2 giorni? Lo rilascia e sa dove le dà le dimora? Preso la madre. Dove è successo? Allora, prima o poi troveremo che hanno ucciso la mamma di questo, ma chi l'ha uccisa? Vabbè. Ci fermiamo un attimo. Eccetera, eccetera. C'è un riflesso, come dire, quasi psicologico
di chi opera nell'ambito della sicurezza, che va a incidere assolutamente anche sulla motivazione, sulla prestazione probabilmente e su tante altre cose. Cosa sa Ziberna dei Carabinieri? Si parla di Cividale, si parla di San Pietro al Natisone. Certo. Ti aggiungo alcuni dati ulteriori. Tra l'altro, peraltro, ad esempio la Carnia, a seguito delle soppressioni dei posti di polizia, sarà presidiata esclusivamente dalla compagnia di Carabinieri, con tutta la difficoltà che ha la Carnia. Non è una città concentrata, perciò ha tutta una difficoltà di presidio che oggettivamente al buon senso pare difficile se presidiata soltanto, no, dai Carabinieri. Ma a proposito di quello che dicevate prima, solo dei dati ulteriori in più. Quando si vede sulla carta che il parco mezzi della polizia è composto da 24.000 macchine, uno dice 24.000 macchine, cerchiamo di diminuirle, ma andiamo a scoprire che un terzo delle macchine sono ferme, sono in officina, cioè 8.000 macchine su 24.000 non funzionano. Il parco macchine ha una media, ogni macchina ha una media di 200.000 chilometri. Capirai che quando dici dobbiamo tagliare il parco macchine, in realtà dobbiamo riqualificare il parco macchine, ma soltanto un altro dato ancora. Anni 80 il poliziotto aveva un'età media di 25 anni negli anni 80, oggi l'età media è di 47 anni. Va da sé che oggettivamente ci troviamo nel momento in cui andiamo a bloccare ulteriormente il turnover, andiamo a invecchiare ancora di più il personale, oltre che demotivarlo, perché complessivamente parliamo di tagli intorno ai 25-30.000 persone, tutti insieme, no? Da 260.000 dovremmo scendere nell'arco di 3 anni a 220.000, grosso modo, 30.000 e meno, perciò oggettivamente è una cosa che è difficile. E un altro aspetto ancora, che è un dato che ho acquisito una decina di giorni fa, che mi ha fatto pensare. Su 100 persone, il 60% dei poliziotti sono utilizzati nella logistica, cioè solamente 4 su 10 sono utilizzati per l'intelligence e per presidiare il territorio, 6 su 10 invece tutto ciò che è funzionale all'attività dell'altro 40%. Quando si dice logistica, padrone, cosa si intende? Per logistica? Ma io volevo chiedere questo dato a Ziberna. No, mi dica cos'è la logistica per la polizia. Tornando al discorso della... l'abbiamo detto prima. Facendo Ziberna. Andare a fare il pieno, che ne so, andare... non credo a questo... Il personale, l'amministrazione, sì, la ragioneria, ma tutto quello che logistica magari non è importante, no, sì, è importante, però anche un altro sono dati dei vostri colleghi, il SAP. Sì, ma non è questo il dato che ci preoccupa, direttore, non è questo il dato che ci preoccupa, è quello che ha detto prima il consigliere Ziberna, cioè il fatto che la polizia ormai è vecchia. Ci fermiamo un attimo perché Ziberna non ha come dire, evaso la mia domanda. No. C'è la questione della soppressione delle compagnie e qui si parla di Cividale. Ci sono c'è la questione della riconfigurazione. Cioè, sono tanti in tutta Italia e tra queste certamente Cividale. Cividale c'è una o due, Cividale sicuro, probabilmente anche un'altra in tutta la C'è un accorpamento di stazione e si parla di San Pietro Natisone. Cioè voglio dire, anche i Carabinieri hanno la loro croce da portare, mi pare, ed è anche però abbastanza... non c'è equità. Non c'è stata equità, perché noi... Non ho quelli del Cocer, se avessi quelli del Cocer la lascerei... No, non c'è stato, mi dispiace dirlo, ma lo sappiamo, lo leggiamo, no? Sono dati pubblici. Questa Spending Review taglia 270 presidi di polizia, ok? Questo è un primo troncone, ce ne seguirà un altro. Il problema è che in questo momento ne taglia solo 21 dei Carabinieri. Questa è la mia equità. Attenzione che siccome di questa Spending Review se ne parla già da 10 anni e il collega del SULP potrà confermarlo, sono 10 anni che si parla di questi tagli. Bene, la Polizia di Stato doveva aprire 88 uffici, queste erano le promesse della nostra amministrazione, ne ha già chiusi 28 e ne sta chiudendo 270. I Carabinieri, che dovevano chiuderne circa 86, ne hanno aperti 132. Tanto la Guardia di Finanza ne ha aperto 126. Allora qual è l'equità? Un po' di retroguardia. Ma io devo parlare per la Polizia di Stato. La sicurezza è la sicurezza, no? Ma devo parlare della Polizia di Stato.
questi sono dati purtroppo che esistono. Cioè, allora, oggi sono andati con la DEF a toccare i generali e i dirigenti generali anche della nostra amministrazione. E qualcuno ha detto, ma non ci difendete? Ma scusate, ci prendete veramente per i fondelli? Cioè, quando qua la gente viene messa e il collega lo può confermare, qua ci sono generali che si vanno un giorno prima di andare in pensione diventano generali per prendere i 7.000 euro, va bene? Lei si è mai chiesto, direttore, perché il comandante generale dell'Arma cambia ogni 2 o 3 mesi? No, sinceramente no. Perché loro hanno, glielo spiego subito, perché loro, e questo lo diciamo stasera in televisione, mi assumo io le responsabilità, loro hanno un numero di vice, un numero, dicono un numero, adesso io non lo conosco, ma c'è un numero di vice. Bene, questi vice, c'è questo iter che seguono, per un mese, 2 diventano i generali dell'Arma e vanno in pensione con grado. Parliamo di sicurezza, parliamo di sicurezza. Ma la sicurezza, se continuano a tagliare a noi, che siamo sulla strada, a 1.500 euro e dal 1995-94 che non si fanno corsi, arruolamenti diretti, anziché prenderli oggi dal VFP4, VFP1, sono persone che arrivano già che hanno 40 anni, lui parlava di 44-47 anni, beh, il Friuli Venezia Giulia e quella ne ha 49, la regione media con l'età maggiore. Quindi il discorso che si faceva all'inizio di portare questi uomini nelle questure o nei commissariati che non chiudono, perché i questori pensano di portare linfa nuova, ma sbagliano. Va bene, poi sentiamo anche Siulp. Invece sui carabinieri, che forse non tutti sanno, è che c'è un trattato del 2000 sottoscritto anche dall'Italia nel 2004 che prevede lo scioglimento del corpo, cioè dell'Arma dei Carabinieri, perciò comunque nell'arco di alcuni anni, anche perché diversamente, se l'Arma dei Carabinieri non dovesse essere sciolta in Italia, il nostro Paese sarà sanzionato annualmente con... Va bene, ma una riforma la si fa tutti per insieme. Per dire che la questione è assolutamente all'ordine del giorno.